Una buona giornata, bentrovate e bentrovati, prima edizione dei nostri telegiornali puntuali alle 12. Oggi 24 dicembre, la vigilia di Natale, saremo insieme come sempre fino alle 13:30. Tanta la cronaca che vi racconteremo da tutto il territorio. Prima fra tutte alcuni incidenti che sono avvenuti questa notte nel Trevigiano, un incidente con esito mortale purtroppo a Spresiano, un 44enne di origine albanese di Nervesa che stava guidando lungo la Pontebana ha impattato uno scontro frontolaterale con un 55enne di Carbonera. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il 44enne ancora in corso gli accertamenti del nucleo investigativo radiomobile avrebbe impattato contro appunto il 55enne e per il 44enne di Nervesa che stava tornando verso casa non ci sarebbe stato nulla da fare nonostante l'arrivo tempestivo del SUEM 118. Sono ancora al vaglio degli inquirenti ovviamente le indagini per accertare l'esatta dinamica della vicenda e torneremo a parlare di questo con la nostra Francesca Bozza in collegamento dal comando dei Carabinieri di Treviso tra pochi minuti. L'ultimo incidente sempre nella notte a Riese Pio X, due giovani sono rimasti feriti. Un incidente poco dopo la mezzanotte dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco in via Kennedy nella frazione di Vallà di Riese Pio X per un'auto finita fuori strada lateralmente contro un albero. Ferite due persone a bordo, due ragazzi. Sono arrivati i vigili del fuoco di Castelfranco che hanno messo in sicurezza l'auto mentre i due occupanti rimasti coinvolti fortunatamente sono rimasti feriti in modo lieve, presi in cura dal personale del SUEM trasferiti in pronto soccorso. Rilievi e mezzi, come vediamo dalle immagini, in attività fino alle 2 di questa notte. L'auto appunto, come vedete, ha poi preso fuoco. Dunque una nottata di incidenti nella Marca e poi abbiamo, come avete visto nelle ultime immagini, si stava parlando di Mareno di Piave, che appunto un'auto ha preso fuoco, ma a prendere fuoco sono state anche alcune auto in un garage di una palazzina Ater a Mestre. Ci racconta tutto però direttamente collegata da Mestre la nostra Anna Maria Parisi. I residenti sono stati evacuati. Anna, come stanno? Va tutto bene? Sì, buongiorno Edi, sì, va tutto bene, non c'è stato fortunatamente alcun ferito, ma tanta la paura nella notte qui in via dello Squero per un incendio di grosse proporzioni divampato ieri sera, poco prima delle 21, proprio in uno dei garage del seminterrato, come vediamo dalle immagini di Sandro Ponchio, e non si sa se è partito da una delle auto parcheggiate poco prima o dai cavi della corrente elettrica che potrebbero essere caduti sopra l'auto e da qui l'incendio. Adesso stanno indagando i vigili del fuoco intervenuti prontamente sul posto con l'allarme dato anche alla Polizia di Stato con le volanti giunte immediatamente sul posto e qui appunto siamo in uno degli stabili dell'Ater nella cosiddetta nave 2, dicevo poco vicino c'è la nave 1 che doveva essere abbattuta e adesso abitano delle 102 famiglie, circa la metà, una cinquantina. Ecco, vediamo, questo è il risultato di quello che è stato un incendio dalle proporzioni vastissime, è andato a fuoco tutto quello che si trovava nei garage del seminterrato, dal lavastoviglie, lavandini, materassi, insomma suppelletti vari, tappeti, tutto quello che era presente nei garage al momento dell'incendio. Una auto è andata completamente distrutta, ora non resta che
capire da dove sia divampato l'incendio, cioè, ripeto, se dall'auto parcheggiata poco prima o dai cavi della corrente elettrica che per motivi al momento sconosciuti hanno ceduto e sono andati a finire sopra l'auto, quindi il cortocircuito. Ora non resta che capire l'esito delle indagini dei vigili del fuoco e quindi si capiranno le ragioni di questo rogo. Tutte le famiglie, ripetiamo, sono state fatte evacuare a scopo precauzionale, parliamo di poco più di 40 famiglie rimaste alla vigilia di Natale fuori al gelo perché per motivi di sicurezza i vigili del fuoco hanno preferito accertarsi che ogni famiglia fosse al sicuro, con le famiglie rientrate in casa intorno alle 2 del mattino. E da Mestre è tutto e la linea torna a te. Anna, per questi aggiornamenti fortunatamente appunto avete sentito nessun ferito, solo tanta paura. Rimaniamo nel Mestrino perché nella serata del 21 dicembre i carabinieri della compagnia proprio di Mestre insieme ai colleghi della stazione dei carabinieri di Favaro, supportati dalle squadre di intervento operativo del 4° battaglione Veneto, hanno denunciato all'autorità giudiziaria 7 giovani di origine straniera di età comprese tra i 18 e i 24 anni, presunti responsabili di rissa e porto abusivo di armi. Numerosi cittadini hanno segnalato al 112 la presenza di alcuni soggetti armati di mazze che si stavano sfidando tra le vie del centro di Mestre, dando vita a una rissa che minacciava l'incolumità dei passanti. Tempestivo l'intervento dei militari coordinati dalla locale centrale operativa che ha permesso di bloccare e disarmare i protagonisti della rissa, scongiurando ulteriori conseguenze. L'operazione ha poi permesso di recuperare 2 mazze da baseball e un coltello a farfalla, 2 bombolette spray al peperoncino, tutto sottoposto a sequestro. Fondamentale la collaborazione dei cittadini e le segnalazioni delle forze dell'ordine. Questo dunque da Mestre. Noi apriremo poi con il nostro Lucio Zanato che riuscirà a darci anche degli aggiornamenti in diretta. Si trova attualmente fuori dal Tribunale di Treviso perché questa mattina si sono svolti gli interrogatori di garanzia per i 2 maggiorenni coinvolti nel tentato omicidio di via Castelmenardo di ieri. La notizia che il 22enne ferito, gravemente ferito, non ce l'ha fatta. Noi ricostruiamo quanto successo intanto ieri con il servizio del nostro Christian Arboit. Dico solo che Francesco ha ricevuto la corona bianca da 2 angioletti della purezza. Santo ragazzo. E questo è il messaggio che mamma Monica ci affida nell'ora del dolore più cupo, quando verso le 12:30 dall'ULSS 2 confermano il decesso del 22enne che da 10 giorni stava lottando per la vita dopo l'aggressione shock subita in via Castelmenardo. Lo sforzo per salvare Francesco Favaretto, giovane trevigiano residente in via Toscana, è stato corale. Abbiamo cercato in qualche modo di aiutarlo a sopravvivere, però purtroppo la situazione è talmente grave che è stato impossibile, fare in modo che lui comunque ne uscisse. Troppo profonde le lesioni riportate da Francesco quel maledetto giovedì sera, quando è stato accerchiato e aggredito in 2 fasi per qualche grammo di hashish, prima con delle coltellate, poi con una bottiglia. 10 giovanissimi identificati, 6 di questi minorenni, 3 al momento gli arrestati, tra cui un minore di 15 anni. Ora per diversi di loro l'accusa diventa di omicidio, oltre alla rapina. Innanzitutto la vicinanza da parte mia e dell'amministrazione alla famiglia di questo ragazzo. Ora non parliamo più di tentato omicidio, ma parliamo di omicidio e quindi è giusto fare chiarezza. Ma un conto è l'indagine, un altro il dramma. Marinella è tra le amiche più care di mamma Monica. Gli ho aperto la mia casa proprio perché lei potesse trovare anche del calore perché Monica viveva al freddo, senza acqua, senza gas e senza luce, però era una donna tosta
che si è tirata su un figlio da sola. Una vita di sacrifici e rinunce e poi quel mostro, la droga, che stava pian piano divorando Francesco, in passato cameriere a Treviso e in Alto Adige. Era stato anche in comunità Sant'Angelo Francesco. Non c'era giorno che Monica praticamente non lo facesse ragionare e cercava di farle capire in tutti i modi di cambiare strada. La notizia piomba sul condominio di Via Toscana, dove la ragazza abitava come un fulmine. Maria Zorzi è la vicina di casa. E prima chi poteva fare qualcosa avrebbe potuto fare qualcosa per quel ragazzo. E tante volte Francesco piangeva con sua mamma e diceva: io sento un vuoto dentro di me, sento un vuoto, sto male, però non ce la faccio. E parla l'amico tassista che per alcuni mesi ha accompagnato il giovane a casa dopo il lavoro. La mamma infatti pagava il taxi al figlio perché evitasse le cattive compagnie. Sentiamo la sua testimonianza. Io ricordo di Francesco perché fino a poco tempo fa facevo il tassista e mi ricordo che portavo a casa Francesco perché sua mamma, che la conoscevo, mi dava i soldi in anticipo perché portasse a casa il figlio quando smetteva di lavorare. Voleva che il figlio tornasse a casa sano e salvo, lontano dalle cattive compagnie, mamma Monica, e per questo si era affidata a un certo punto anche ai taxi. Ed è così che Armando Locurio, tassista a Treviso, ha conosciuto Francesco Favaretto, il ragazzo ammazzato dal branco in via Castelmenardo per una questione di droga. Sua madre per lui veramente ha fatto di tutto e di più. Sua madre per lui veramente si è tolta il pane dalla bocca. Ma il figlio ne era cosciente di questo e quindi lui cercava di essere anche un po' autonomo. Infatti nel periodo in cui ha lavorato lui era felice di lavorare. Mi diceva che gli sarebbe piaciuto un domani anche aprirsi una pizzeria, di fare un lavoro, lavorare per conto suo, ed era contento di lavorare anche da Pino perché mi diceva che stava imparando un lavoro che un domani gli potrebbe essere stato utile. Sogni da ventenne che Francesco condivideva con Armando prima di perdersi definitivamente negli ultimi mesi nella droga. Oggi l'uomo è sconvolto. Io non me l'aspettavo, io ero convintissimo che ce la facesse. Quando ho sentito la notizia mi ha molto rattristato, perché non avrei mai pensato che questa cosa finisse in questo tragico modo. Lui non voleva fare la vita che è andato a fare praticamente, lui aveva altri sogni, lui voleva condurre una vita normale come tutte le altre persone. Questa mattina dunque gli interrogatori di garanzia dei giovani in carcere, tra cui anche un quindicenne, ricordiamo. Intanto sono emersi nuovi dettagli sull'aggressione. Gli inquirenti confermano che il 22enne è stato prima accoltellato e poi colpito con una bottiglia. Di questo ha parlato ieri la questora Alessandra Simone. Partendo dalle persone che sapevamo essere coinvolte, abbiamo cominciato ad indagare sulle loro frequentazioni, sulle persone con cui più spesso venivano ad esempio controllate dalle forze di polizia sul territorio. Abbiamo cominciato ovviamente anche a interessarci ai loro profili social. Un mosaico che si è composto giorno dopo giorno, complesso quanto delicato vista l'età dei 10 soggetti coinvolti. Così hanno proceduto gli inquirenti da quel maledetto giovedì sera, quando Francesco Favaretto è stato aggredito dal branco il 12 dicembre a Treviso. Il dirigente della squadra mobile rivela come una prima svolta sia arrivata il sabato successivo, quando due ragazzi sono stati identificati in centro. Avevano lo stesso giubbotto indossato durante l'aggressione shock di via Castelmenardo e forse pensavano di farla franca. Quanto alla dinamica della mattanza restano pochi dubbi. C'è stato un tentativo di reazione ovviamente da parte di questo ragazzo, che però si è trovato accerchiato da un numero di ragazzi abbastanza consistente che l'hanno aggredito a calci, a pugni e poi come siamo riusciti insomma a capire durante l'attività investigativa, anche grazie a quello che è emerso da un punto di vista medico, è stato anche accoltellato sia con un coltello e poi accoltellato diciamo impropriamente, quindi colpito anche con un coccio di bottiglia. Si conferma quindi il quadro più atroce, il combinato disposto di coltello e vetri, il tutto per sottrarre il 22enne dell'Ascis che aveva con sé. In attesa degli esiti degli interrogatori di garanzia, dalla procura parte un primo forte messaggio. A dare un segnale
a questi giovani o chi segue dei comportamenti di marginalità e di trasgressione, che i comportamenti di trasgressione vengono in qualche maniera perseguiti e vengono in qualche maniera intercettati e fermati. Proseguiremo ovviamente le indagini per vagliare anche la posizione degli altri indagati allo Stato non attinti da misure cautelari. Parole nette arrivano dalla questura e richiamano istituzioni e società civile. Dobbiamo preoccuparci e soprattutto essere in rete sotto il profilo del recupero dei giovani. La prevenzione deve funzionare, perché questa repressione ci ha dimostrato che i giovani stanno andando alla deriva. Noi interveniamo, tutte le forze dell'ordine, con risposte tempestive ed efficaci, ma il problema di questa deriva giovanile ce lo dobbiamo porre tutti in rete. Torneremo tra pochissimo con tutti gli aggiornamenti dal nostro Lucio Zanato, che in mattinata ha anche sentito una degli avvocati difensori di uno dei giovani, il 18enne, in questo caso coinvolto nell'omicidio del 22enne. E dunque però adesso la cronaca invece ci porta subito nel Padovano con la nostra Valentina Visentin, che vedo collegata. Valentina, buongiorno, perché c'è stato nella notte nel Padovano un doppio assalto ai bancomat, di cui uno andato a segno. Raccontaci di più. Sì, buongiorno, noi siamo a Campodoro, il comune della provincia di Padova, dove purtroppo l'assalto al bancomat avvenuto alle 5 di questa mattina è andato a segno. Lo vedete, ci sono ancora gli operatori al lavoro. Fino a pochi minuti fa c'erano anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto è accaduto qui a Campodoro. Un boato fortissimo udito da tutto il paese ha sventrato completamente lo sportello bancomat e i banditi sono riusciti a scappare con un bottino che è in fase di quantificazione proprio in questi minuti. Esattamente un'ora prima, intorno alle 4 a Vo, siamo nella parte dei Colli Ugani. C'è stato un altro attentato ad un bancomat alla filiale sempre della Monti dei Paschi. Questa volta i ladri sono scappati senza bottino perché la bussola ha retto. Il primo vetro si è rotto, il secondo invece è rimasto in piedi e quindi non sono riusciti ad entrare. Molto probabilmente potrebbe essere la stessa banda. Su questo si stanno concentrando le indagini dei carabinieri, perché in entrambi i casi alcuni testimoni hanno visto scappare degli uomini a bordo di un'auto oscura, e anche come tempi ci possono ben coincidere, visto che il tragitto da Vo a Campodoro può corrispondere. Qui con me c'è il sindaco di Campodoro, Gianfranco Vezzaro, che già da stamattina era qui sul posto, anche perché si è verificato anche la stabilità dell'edificio visto l'entità del boato. Sì, buongiorno. Infatti questa mattina, oltre naturalmente ai carabinieri, sono arrivati anche i pompieri per verificare la struttura, perché l'esplosione è stata un'esplosione molto forte, addirittura all'interno della banca, non solo all'esterno. Ci sono danni ingenti e quindi insomma abbiamo fatto fare le verifiche del caso, perché sopra ci sono degli appartamenti con naturalmente persone che ci abitano. Ecco, c'è anche adesso si cercherà di capire come sicurezza, per la questione sicurezza anche per quanto riguarda i furti in abitazione. Qui a Campodoro ci sono controlli dei carabinieri, ma anche telecamere che potrebbero dare una mano nelle indagini. Sì, no, abbiamo i varchi, quindi in entrata e in uscita dal paese, e probabilmente la macchina, l'auto, il furgone, adesso non sappiamo di cosa si tratti. Se sono passati sotto i varchi facciamo, come dire, lo sbobinamento e le verifiche del caso. I carabinieri comunque hanno le immagini già a disposizione. Altre telecamere sono posizionate in giro per il paese. Per quanto riguarda i furti, fortunatamente siamo, come dire, rimasti non coinvolti come altri comuni che hanno avuto notevoli difficoltà, tipo Cadoneghe o altri comuni, insomma, che c'è stato un periodo veramente pesante per loro. Però abbiamo i carabinieri che sono sempre presenti, e anche con la polizia locale, con i pattugliamenti che facciamo, insomma abbiamo abbastanza il controllo della situazione. Grazie. Sì, un'ultima cosa, ecco, se ci fosse qualcuno che stamattina, visto che comunque l'orario era attorno alle 5:10, avesse visto qualcosa, qualche macchina, qualche soggetto girare, magari avvertano i carabinieri, chiamino il 112 e diano le indicazioni, insomma, perché le indagini, poi anche questi particolari messi assieme, magari possono servire ai carabinieri.
Grazie mille al sindaco. A Vo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abano, qui a Campodoro i carabinieri della stazione di Mestrino. Da Campodoro è tutto, linea allo studio. Valentina, grazie anche al tuo ospite per questi aggiornamenti. Rimaniamo nel Padovano con la cronaca, perché è stata bloccata dai carabinieri una banda di giovanissimi che aggrediva e rapinava altri minorenni. I fatti sono accaduti a Legnaro. In un caso è spuntato anche un coltello. Vediamo la ricostruzione con il servizio di Francesco Ratai. Sono accusati di rapina e lesioni personali in concorso i 4 giovani denunciati dai carabinieri della stazione di Legnaro, nel Padovano. Una banda vera e propria che da tempo aveva preso di mira giovanissimi, quasi coetanei, perché dei 4 denunciati il più giovane ha appena compiuto 18 anni e il più grande ne ha 23. Le indagini sono partite dopo che in caserma si erano presentati alcuni minorenni che avevano raccontato di essere stati vittima di rapine accadute nei primi giorni del mese di novembre. Colpi fotocopia che avevano fatto subito pensare all'esistenza di una banda che non esitava a minacciare e usare la violenza. In un caso è stato usato un coltello per intimidire e derubare le vittime di denaro, cellulari e altri oggetti. Fondamentale per i carabinieri l'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza del territorio. Grazie a queste sono stati individuati i 4 giovani denunciati che vivono nel Piovese e in provincia di Venezia e sono stati riconosciuti dalle vittime. Durante le perquisizioni i militari hanno anche rinvenuto gli abiti indossati durante le rapine. La vicenda di un giovane musicista molestato, siamo nel Trevigiano, nel Monte Bellunese, alla stazione delle Corriere però di Treviso, da un uomo. Voleva avere un rapporto con me, ha raccontato, continuava ad inseguirmi, mi sono sentito in trappola. Sentiamo la sua testimonianza. Ogni volta che magari si ritorna nel posto si ha sempre paura o di rincontrare la stessa persona o di incontrare un'altra persona che fa la stessa cosa o forse peggio. Ci si sente poco sicuri. È ancora sotto shock Cleo De Fato dopo quanto gli è successo nella serata di domenica nei pressi della stazione delle Corriere di Treviso. Lui, cantante, ha appena terminato di esibirsi ad un concerto a Santa Caterina. Deve prendere l'autobus per rientrare a casa. Sono circa le 20 quando gli si avvicina un gruppetto di uomini tra i 25 e i 30 anni. Uno di loro gli chiede una sigaretta e l'accendino. Io faccio il gesto per accenderlo, lui mi prende la mano e inizia tipo a baciarmela. Io tiro indietro la mano e rimango un po' pietrificato al momento, cioè mi è un po' scosso la cosa. Poi alcuni si allontanano, ma sul posto resta un ragazzo che inizia ad avvicinarsi sempre più a Cleo, che tenta invece di allontanarsi spaventato da quel comportamento. È difficile da spiegare. Lui ha usato termini molto più spinti, ma mi fa: ho tanta voglia di fare sesso, dai facciamo sesso assieme. Io ero tipo: no guarda, hai preso la persona sbagliata. Cleo allora decide di allontanarsi dalla stazione delle Corriere, ma viene raggiunto dall'uomo che prima gli chiede se ha delle sue foto osè da mostrargli, poi gli fa un'ulteriore proposta ancora più inquietante. Mi fa: dai che salgo con te in autobus, vengo a casa tua e facciamo sesso. E poi mi fa: dai che viene anche il mio amico e lo facciamo in 3. E io ero proprio dentro di me, ero come una statua di ghiaccio, ero congelato, ero spaventato, esatto. Mi sentivo più intrappolato, dicevo: non ho via di scampo. Cleo allora inizia a correre e chiede aiuto ad alcuni ragazzi che si mettono alla ricerca del molestatore, che però nel frattempo si è dileguato. Ho deciso di raccontare questo, spiega, per far sentire meno solo le persone che purtroppo sono vittime di comportamenti simili e perché trovino il coraggio di far sentire la loro voce. Adesso sto ragionando sul fare denuncia o meno. Torniamo nel Padovano. È stato chiesto il rinvio a giudizio per 3 attivisti dell'ex centro sociale, occupato e accusati di aver imbrattato la statua di Aldo Moro a Padova.
Andranno a processo per concorso in vilipendio della Repubblica e imbrattamento di beni culturali di proprietà pubblica 3 attivisti del collettivo proletario comunista Levante ex Gramigna che nella notte del 26 gennaio scorso avevano imbrattato con la vernice rossa la statua di Aldo Moro vicino al centro culturale San Gaetano di Padova. Chiusa l'inchiesta, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio. Si tratta di 2 attivisti di 30 e 38 anni e di una ragazza di 24 anni, tutti e 3 residenti in città. Il volto della statua di Aldo Moro era stato ricoperto di vernice rossa, così come la targa con i nomi degli uomini della scorta uccisi nella strage di Via Fani dalle Brigate Rosse nel 1978. L'imbrattamento era stato scoperto dalla Digos durante i controlli in città in occasione del 27 gennaio, giornata della memoria delle vittime della Shoah. Nella stessa notte sui muri del centro culturale San Gaetano erano comparse scritte pro-Palestina. I 3 responsabili dell'imbrattamento sono stati individuati grazie alle telecamere di sorveglianza del centro culturale. Lo avevamo annunciato poco fa e ora siamo in grado di collegarci con il nostro Lucio Zanato. Questa mattina in carcere gli interrogatori di garanzia dei 2 maggiorenni coinvolti nell'omicidio del 22enne Francesco Favaretto. Lucio, ti vedo in doppia finestra, buongiorno, quali sono gli aggiornamenti? Buongiorno, allora l'aggiornamento è che sono terminati gli interrogatori di garanzia qui nel carcere di Santabone, iniziati questa mattina intorno alle 9:30. Devo dire che noi eravamo qui intorno alle 8:30 per cercare di parlare direttamente con i due avvocati della difesa dei 2 dei 3, diciamo così, in questo momento imputati. Sapete che i 2 sono qui in carcere, diciamo così, dei maggiorenni, mentre il terzo invece è un minorenne sul minorile, però in quel caso diciamo l'iter riguarda il Tribunale di Minori di Venezia. Però appunto oggi, dicevo, alle 9:30 è arrivato il GIP Carlo Colombo e si è proceduto ai 2 interrogatori di Tolu Ade Makpual, 19 anni, di Ponte di Piave, studente del Giorgi, e poi invece dell'operaio Angelo Riccardo Ozuna, 18 anni, che è di Treviso. E noi siamo rimasti qui pazientemente fino alle 11:30, quando appunto il GIP si è allontanato cercando anche di sfuggire alle telecamere. Stessa cosa per quanto riguarda l'avvocato Valentina Pignata, che difende il giovane studente 19enne, mentre l'avvocato Alessandra Rec, che difende l'operaio Ozuna, 18enne, si è fermata proprio ai nostri microfoni. Allora, va detto questo, hanno ovviamente tutti e 2 detto sostanzialmente che non c'entrano nulla con quella che è stata una rissa, con quello che è stato per certi versi qualcuno definisce addirittura un agguato, e che comunque tutto questo, soprattutto per quanto riguarda l'operaio, era completamente fuori da ogni visione, nel senso che a via Castelmenardo pare che i giovani si ritrovino spesso e volentieri e non ci siano state questioni di bande o regolamenti di conti, ma a quanto pare semplicemente un alterco che poi è degenerato. Questa pare sia insomma la linea della difesa, almeno per quanto riguarda una delle 2 parti, perché l'altra il giovane operaio si ritiene completamente estraneo ai fatti, tanto è vero che nonostante appunto siano stati convalidati gli arresti, già l'avvocato preannuncia la richiesta di un provvedimento alternativo come gli arresti domiciliari, la richiesta insomma di poter alleggerire questa situazione. Ma proprio per questo sentiamo l'avvocato Alessandra Rec, che abbiamo appena finito di registrare, sentiamo appunto che cosa ci ha detto e dopodiché la linea torna a te, linea quindi alla testimonianza dell'avvocato. Niente, allora il ragazzo ha parlato, ha comunque reso la sua versione dei fatti, si sente estraneo alle circostanze, perché anche dai video risulta che lui si è allontanato dopo un primo approccio che c'era stato. Il Favaretto purtroppo è deceduto, il ragazzo è sconvolto di questa situazione, mai avrebbe pensato a un tanto. Lo ha riferito al magistrato, adesso valuterà, verificheranno le sue dichiarazioni e capiranno se quello che ha detto corrisponde a tutte le altre indagini. Ora più di questo
Sì, lui è veramente mortificato, dice mai mi sarei aspettato una cosa del genere, nessun accoltellamento, diciamo che la vive con un'ingiustizia la cosa, più che altro perché chi ha accoltellato deve star dentro, ma lui che non ha fatto niente dice quantomeno insomma una situazione, finché le indagini sono in corso, quantomeno che ci sia una riduzione delle misure, quantomeno non so, un arresto domiciliare piuttosto che un obbligo di firma, insomma. Ecco, come ha raccontato quella sera quell'aggressione, qual è stata la sua versione di fatto? No, la sua versione è proprio, cioè lui nega l'accoltellamento, ma proprio anche lui quando se n'è andato via, ma risulta dai video, il ragazzo Favaretto era in piedi, parlava con le ragazze e poi non sa, perché poi lui è fuggito, la situazione era effettivamente lui doveva, anzi lo hanno trovato che era a Cremona, che stava facendo dei lavori con delle impalcature, quindi lo ha proprio riferito. Io dovevo essere pulito, perciò non ero interessato. Non ero interessato. Dei controlli dell'urina, quindi... La cronaca ci porta ancora nel Padovano. Il cane antidroga Zico ha permesso di individuare e sequestrare 700 grammi di cocaina suddivisa e confezionata in 12 differenti involucri, oltre a 100 grammi di hashish nascosti in una pentola. L'operazione dei carabinieri di Montagnana e del nucleo operativo radiomobile di Este, insieme ai cinofili, che hanno permesso di arrestare un ventenne di origine marocchina residente nella Bassa Padovana, è accusato di detenzione ai fini di spaccio. Una settimana fa i carabinieri hanno stroncato un ulteriore traffico di droga nella zona tra Este e Lozzo a Testino, sequestrando oltre mezzo chilo tra hashish e marijuana. E parliamo ancora di droga perché nel Veneziano ora i carabinieri di San Donà di Piave hanno arrestato un 27enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato mentre si aggirava con fare sospetto e aveva addosso 2 involucri di cocaina per un peso di circa 6,5 grammi. In casa sua sono stati trovati altri 26 grammi di cocaina e 4 di hashish. Io chiederei alla regia se per caso è pronta da Treviso la nostra Francesca Bozza, altrimenti andiamo velocemente in pubblicità. Mi confermano, facciamo prima qualche minuto di pubblicità e poi ci collegheremo dal comando dei carabinieri di Treviso perché aumenteranno i controlli dei carabinieri per le festività natalizie in tutto l'Interland, ma per gli aggiornamenti ci collegheremo appunto tra poco con la nostra Francesca Bozza e Tommaso Migot. Intanto qualche minuto di pubblicità, noi ci vediamo tra poco. Eccoci tornati in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Prima di collegarci dalla stazione dei Carabinieri vediamo quali sono gli aggiornamenti. Lo saprete, è un caso che sta tenendo banco anche sui quotidiani nazionali, quello della finta badante che avrebbe ucciso dei signori, degli anziani che aveva in cura. Ancora le cause di questo non sono chiare, vediamo quali sono gli aggiornamenti, il servizio dai nostri colleghi di Vicenza. Omicidio di un 81enne di Sandrigo e tentato omicidio di 4 persone, tutte nel Vicentino. Sono accuse pesanti quelle rivolte alla badante 46enne di San Pietro Ingù nel Padovano, che, arrestata dai carabinieri, si trova nel carcere di Montorio a Verona. Secondo gli investigatori, dal gennaio del 2022 avrebbe iniziato a lavorare come badante dopo essersi spacciata per operatrice sociosanitaria senza averne titolo. In 2 anni l'indagata avrebbe lavorato in diverse case, soprattutto dell'Est e dell'Alto Vicentino. Avrebbe prestato assistenza a domicilio ad anziani somministrando dei sovradosaggi di farmaci neurodepressori. Adesso gli investigatori potrebbero anche valutare l'esumazione della salma della madre dell'ex compagnon della badante, con l'obiettivo di verificare se nel corpo vi siano tracce di benzodiazepine, per capire se le fossero state somministrate dosi eccessive di psicofarmaci da parte della 46enne. Le indagini, insomma, starebbero puntando a far luce anche su altri eventuali decessi o malori di anziani seguiti dall'indagata, che si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al giudice per le indagini preliminari.
Questi dunque gli ultimi aggiornamenti, la vedo collegata la nostra Francesca Bozza dal comando dei Carabinieri. Francesca, buongiorno, quali sono le novità? E vedo con te il tenente colonnello Stefano Mazzanti. Esatto, buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori. Siamo nella centrale operativa, nel cuore del comando dei Carabinieri di Treviso. Insieme a me, come hai detto, il tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso. Buongiorno e buona vigilia anche a lei. Grazie, buongiorno a voi, grazie di essere qui e insomma siamo molto orgogliosi di potervi ospitare qui nella nostra centrale operativa. Grazie davvero, un Natale che vi vede comunque al lavoro come sempre e con anzi un'intensificazione dei servizi per garantire delle festività in totale sicurezza, sia dal punto di vista dell'ordine pubblico sia per quanto riguarda la sicurezza sulle strade. Quanti uomini saranno impiegati in questi giorni di festa, comandante? Beh, allora, come avete detto, per noi sono comunque giorni molto impegnativi, quindi anche alla luce degli eventi che sono capitati a livello internazionale abbiamo comunque rafforzato con il coordinamento della prefettura i servizi di controllo sul territorio, quindi abbiamo all'incirca 90-100 pattuglie sul territorio che controlleranno tutta la provincia di Treviso, soprattutto i luoghi di maggiore ritrovo dove le persone si riuniranno per chiaramente festeggiare e anche con un occhio di riguardo alla viabilità ordinaria che ci vede impegnati nei controlli straordinari del territorio. Ecco, alle nostre spalle con le immagini di Tommaso Migotto noi vediamo gli occhi puntati su le piazze, i centri principali della città, in modo da poter intervenire anche prontamente nel caso ci sia necessità. Chiaramente, come diceva lei ha ricordato gli episodi, l'attentato in Germania ai mercatini di Natale, quindi c'è un'attenzione particolare nei luoghi di aggregazione, ma anche dal punto di vista proprio della sicurezza, dell'ordine pubblico, anche alla luce degli ultimi episodi che si sono registrati in città. Beh, sicuramente la centrale operativa, come avete detto, è il motore da cui dipartono un po' tutte le segnalazioni e da cui partono un po' anche tutte le attività del comando provinciale dei Carabinieri. Noi abbiamo, come avete visto, il sistema di videosorveglianza che specialmente nella città di Treviso ci dà la possibilità di avere un controllo sicuramente più capillare del territorio. È un momento importante anche alla luce di quello che è accaduto, quindi questi sistemi e soprattutto le pattuglie sul territorio ci consentono di quantomeno fare un'attività di prevenzione e dove necessario intervenire come azione di contrasto a queste episodi che possono essere ricondotti ad intemperanze giovanili ma che poi hanno comunque comportamenti che hanno una valenza sicuramente penale. E lei questo lo ha ricordato più volte, ci sono già dei primi esiti proprio di questi controlli. A Mogliano ieri alle 21:35 in via Ronzinella i militari del nucleo operativo radiomobile hanno fermato un veicolo sospetto, a seguito del controllo un giovane di 20 anni è stato deferito per possesso di 73 grammi di hashish, mentre un altro ragazzo di 19 anni è stato segnalato per il possesso di un coltello del tipo Nacio. A Villorba invece poche ore dopo in via Amendola i carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà un uomo di 58 anni trovato invece in possesso di 20 grammi di cocaina. Come detto, controlli sul fronte della sicurezza dell'ordine pubblico ma anche sulle strade, anche alla luce del nuovo codice della strada in vigore da circa 2 settimane. Beh, sicuramente come abbiamo compreso gli episodi che poi hanno portato anche a conseguenze ferali sono comunque episodi che derivano dalle intossicazioni, sia questa dovuta ad alcol che dovuta a stupefacenti, quindi rientra un po' nel nostro core business anche questo tipo di intervento e alla luce del nuovo codice della strada abbiamo intensificato i controlli anche per quanto concerne l'abuso di droghe e soprattutto l'abuso di alcol. Sicurezza stradale, incidenti stradali, purtroppo dobbiamo registrare una nuova vittima ieri sera intorno alle 23:30 lungo la Pontebana, proprio ai confini tra i comuni di Spresiano e Nervesa della Battaglia. Uno scontro tra due auto è costato la vita ad un 44enne Edward Sciacca di Nervesa della Battaglia, originario di origini albanesi, un imprenditore nel settore degli infissi, dei serramenti, delle coperture. Aveva un'azienda appunto a Nervesa e ha perso la vita in questo scontro frontale. Le indagini sono in corso, ma ci sarebbe stata un'invasione di corsia, comandante, da una prima proprio sommaria ricostruzione.
Sì, a quello che sembra, chiaramente poi gli approfondimenti andranno poi portati avanti, ma da quello che sembra che insomma la macchina, una delle due autovetture, abbia invaso la corsia opposta e che il 44enne albanese sia morto in conseguenza di uno scontro frontale. Questo ci dà l'occasione per richiamare sicuramente l'attenzione nei confronti degli utenti della strada a un comportamento sempre improntato alla prudenza, perché comportamenti che possono essere considerati anche superficiali, come il distrarsi alla guida guardando il telefonino o comunque distogliere gli occhi dalla strada, possono portare poi a conseguenze gravissime come perdere la vita in uno scontro stradale. 44enne, appunto, come diceva il comandante, purtroppo non ce l'ha fatta, l'impatto è stato violentissimo, viaggiava a bordo di una Fiat, appunto, che si è scontrata contro una Golf, al volante una 55enne di Carbonera, rimasto ferito ma non in pericolo di vita. Io ringrazio il comandante Stefano Mazzanti, ringraziamo anche nel nostro piccolo tutti gli uomini, le donne delle forze dell'ordine che saranno al lavoro per garantire un Natale in sicurezza. Buone feste, comandante. Buone feste anche a voi, grazie di essere qui e grazie per quello che fate, anche perché consentite di dare visibilità al nostro lavoro e quindi di renderci anche partecipi di quello che facciamo sul territorio. Grazie. Grazie per la vostra ospitalità. Edi, se non hai domande io ti restituisco la linea. Grazie mille Francesca, grazie anche al tenente colonnello Stefano Mazzanti, una collaborazione insomma quella tra noi giornalisti e quella delle forze dell'ordine, anche per tenere alte alcune vicende che magari andrebbero perse e cercare di raccontare sempre i fatti puntuali ed essere su quella che noi chiamiamo notizie ma che di fatto sono la vita delle persone. Noi continuiamo invece a parlare di cronaca. Ha tenuto banco anche sui quotidiani, siti nazionali, il dirottamento di ieri di un volo proveniente da Londra e diretto in Egitto, a Sharm el Sheikh. Vediamo il servizio di Ilaria Marchiori, perché il volo è stato dirottato proprio con un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Tessera. Era atteso a Sharm el Sheikh nel pomeriggio, ma un volo della British Airways partito da Londra stamane ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza sulla pista dell'aeroporto Marco Polo di Tessera. L'aereo ha invertito la rotta mentre sorvolava l'Adriatico, fa sapere Save, all'altezza di Zara, poco dopo Ancona. Alcune persone infatti lamentavano difficoltà respiratorie, per questo il personale di bordo ha ritenuto più sicuro una verifica immediata a terra. L'aereo ha raggiunto lo scalo veneziano verso le 12:30, ad attendere i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che con il personale di terra hanno subito isolato il mezzo e i passeggeri, oltre le 4 persone che chiedevano aiuto, la passeggera e le 3 assistenti di volo che lamentavano vertigini e parestesie. Dopo circa un'ora gli addetti stavano ancora compiendo gli accertamenti del caso a bordo. L'aeroporto è sempre rimasto operativo, anche se inevitabilmente si sono verificati alcuni ritardi e un volo EasyJet da Londra è stato dirottato all'aeroporto di Treviso. I soccorritori alle 15 erano ancora sul posto, ma avevano già escluso quadri clinici gravi. Anche i vigili del fuoco, che hanno creato una cortina di sicurezza intorno all'aereo, al momento hanno escluso la presenza di contaminanti ambientali. Le 4 persone coinvolte, inglesi tra i 30 e i 40 anni, hanno rifiutato il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti. Rimaniamo nel veneziano perché non si è fermato all'alta della polizia stradale ed è scattato così l'inseguimento a Marghera, finito con l'auto della polizia stradale che si è schiantata contro un mezzo di Veritas. In questo scontro sono rimasti feriti 2 agenti. Inseguimento nella notte tra domenica e lunedì lungo via Trieste a Marghera. Ad avere la peggio un'auto della polizia stradale con 2 agenti a bordo. L'auto della stradale proveniva da via Trieste quando ha terminato la sua corsa qui all'ingresso di via del Bosco, finendo contro un mezzo di Veritas. Nell'impatto i 2 agenti sono rimasti feriti e portati poco dopo all'ospedale con l'autoambulanza. Per loro una prognosi di 7 giorni. Illeso invece il conducente del mezzo Veritas. Era circa l'1 quando in piazzale Parmesan, dove era in corso un posto di controllo, gli agenti della Polstrada hanno intimato l'alta a un'automobile che invece di fermarsi ha accelerato, finendo anche su un marciapiede e perdendo dei pezzi dalla vettura, dando inizio all'inseguimento che si è protratto per alcune centinaia di metri lungo la via che collega Marghera a Chirignago.
Improvvisamente però l'auto della polizia si è schiantata contro il camion della nettezza urbana, mettendo fine alla corsa degli agenti, mentre il fuggitivo ha potuto proseguire il suo percorso. Gli investigatori però sono sulle sue tracce e potrebbe avere le ore contate. Sulla vicenda si è espresso il segretario provinciale del sindacato di polizia Antonio Serraino. Questo ci fa capire l'elevata pericolosità che si trovano ad affrontare tutti i giorni gli uomini e le donne che portano una divisa per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Da parte nostra, come FSP Polizia di Stato, va l'augurio di pronta guarigione ai due colleghi e speriamo che le indagini in corso portino a un'identificazione rapida del colpevole di tutto questo scempio. Ci ha raggiunti in collegamento Skype il direttore della Caritas di Treviso, Don Bruno Baratto. Buongiorno Don Bruno. Buongiorno a voi. Oggi, Don Bruno, è la vigilia di Natale, una vigilia che sapore ha questa vigilia? Innanzitutto per Caritas e insomma abbiamo dato le notizie in questi giorni riguardanti appunto la città di Treviso, non sono notizie rassicuranti, c'è dell'allarme anche in città, abbiamo sentito anche alcuni cittadini che dicono di non sentirsi così sicuri, però c'è un barlume di speranza, questa speranza spesso la rappresentate anche voi come Caritas. Che Natale è innanzitutto? Che vigilia è oggi? Mi viene a dire che è una vigilia molto quotidiana nel senso che riprende attività e impegni che come Caritas portiamo avanti tutto l'anno, con l'unica differenza di stasera è che per una sera non si attiva la mensa che vede dai 50 alle 70 persone ogni sera, perché stasera c'è un'iniziativa promossa dalla comunità Sant'Egidio, per cui si ritroveranno invece in seminario a una cena insieme col Vescovo dopo la messa che verrà proposta per iniziativa del CEIS, di Caritas di Sant'Egidio, presieduta dal Vescovo presso la stazione delle Corriere alle ore 18:30 a Treviso come l'anno scorso. Quindi sa di quotidianità questa vigilia, quotidianità di un impegno, perché anche le iniziative che sono in atto in queste feste da parte di Caritas e di altre realtà del territorio si impiantano su una tessitura quotidiana. Non sono a spot, sono il tentativo di dar forma giorno per giorno a una presenza di relazione, di prossimità a chi è più fragile. D'altra parte il Natale è una festa di fragilità. Che cosa c'è di più fragile di un bambino che è appena nato? Certo. Sto pensando non soltanto a Ivan, che ha fatto un po' notizia, ma lasciato dalla mamma appena partorito in ospedale, come tanti altri purtroppo che non fanno notizia, o a Yasmin salvata per miracolo dal mare. Un bambino appena nato è l'emblema della fragilità e si affida alla nostra responsabilità, e insieme però anche richiama, attiva le parti migliori di noi, che domandano poi di essere portate avanti nella tenacia del quotidiano. Quindi ha il sapore di una quotidianità che continua e che si prepara a una festa, questo sì. Don Bruno, è proprio di quotidianità parliamo, perché come già accennava lei e lo vediamo anche nel nostro titolo in onda, questa sera ci sarà la messa come l'anno scorso alla stazione, un'iniziativa che l'anno scorso è stata inaugurata, possiamo dire così, e che ha riscosso molto successo, molta partecipazione, è stata una cerimonia molto sentita, tra i concelebranti ci sarà anche lei. C'era lei anche l'anno scorso, come sì. Ha vissuto insomma, questo momento, e perché è stato scelto di riproporre questa iniziativa? A proposito di quotidianità, la stazione delle Corriere di Treviso è un posto, un luogo di passaggio, un luogo in cui ci si incontra, ma che di fatto, se vogliamo metterla in modo anche un po' filosofico, non ci si incontra mai davvero, ci sia di passaggio. L'essere
esserci in quel luogo, magari anche un po' più defilato rispetto al centro cittadino, che cosa significa in questa giornata? Lo possiamo dire un luogo, come diceva l'antropologo Auger, che di fatto dice di incontri fragili, a volte incontri mancati anche, e che però dice di una quotidianità di movimento, di movimenti, di persone che intessono la propria vita di questo muoversi. E di fatto, guardando anche al giubileo che si aprirà fra qualche giorno anche qui a Treviso, perché a Roma stasera, il tema è pellegrini di speranza. Il muoversi non soltanto come occasione della propria volontà o imposta molte volte dalle circostanze, e non occorre che aggiunga quali circostanze impongono a popoli interi di muoversi in questo tempo, però può avere anche caratteristiche di speranza, il cercare possibilità migliori altrove, il cercare incontri, il cercare altre relazioni. Per cui celebrare l'Eucaristia, che è momento di incontro e di relazione tra noi e con Dio, e per noi cristiani, e celebrarla dentro un luogo di quotidiano movimento, dice proprio il farsi carne di Dio dentro le nostre quotidianità, dentro i nostri movimenti, talvolta faticosi, talvolta pericolosi, e comunque che intessono la nostra vita. Don Bruno, vediamo mentre ci parlava anche le immagini della messa dell'anno scorso, c'era una stazione gremita. Lei cosa si attende per questa sera? Si augura che ci sia più gente, si augura che ci sia ancora più calore? Mi auguro che sia una celebrazione vera, con la varietà di posizioni, di scelte di fede, di motivi per cui si è presenti, ma che ci sia dell'autenticità nell'esserci in quel luogo e dell'autenticità poi nel ritornare alle proprie relazioni, alle proprie case, ai propri luoghi. È un segnale importante, insomma, anche il rinnovo di questo invito, di questa celebrazione proprio in stazione questa sera. Ricordiamo l'appuntamento alle 18:30. Don Bruno, lei parlava del Natale come momento un po' di celebrazione della fragilità, insomma, ci ha detto poco fa che cosa c'è di più fragile di un bambino appena nato. Ecco, trasportando questa metafora, qual è la fragilità maggiore che sta vivendo la società in questo momento, secondo lei, secondo il suo punto di vista e secondo appunto anche quello che fa lei tutti i giorni e quello che vede? Una delle problematiche più ad ampio spettro, che intercettano più persone e con bisogni diversi, è quella dell'abitare. Avere un luogo, a volte basta anche una stanza, è meglio ancora avere una casa, poter costruire casa. È qualcosa che intercetta davvero tante fragilità e a volte contribuisce ad aumentare le fragilità che noi incrociamo tutti i giorni. Ascolti, proprio questa mattina Don Giovanni Kirchner, che sicuramente lei conoscerà bene, conoscono anche i nostri telespettatori, ricordiamo è un parroco che nei mesi, negli anni ha ospitato più di un senza fissa dimora, proprio ci parlava anche lei, insomma, di questa problematica all'interno della propria chiesa, e facciamo vedere, grazie all'aiuto della regia, a Marco Gagliazzo e Simone Merlo che stanno curando questa puntata. Questa è la foto che sui suoi profili social Don Giovanni ha voluto condividere per questa vigilia. Ha piacere di commentarla con noi, Don Bruno? Insomma, vediamo la natività insieme ai senza tetto, sostanzialmente tutti accolti nella stessa grotta. Diciamo così, Maria e Giuseppe, a quello che racconta il buon evangelista Luca, si sono trovati nella stalla perché non c'era posto per loro nell'albergo. Beh, credo che già allora si fossero trovati in buona compagnia.
Ecco, lei è sempre così incisivo eppure arriva dritto in pochissime parole, Don Bruno. Ascolti, la lascio tra pochissimi minuti, volevo solo chiederle, so che ha molti impegni proprio in questa vigilia, volevo chiederle in Caritas, appunto parlando di ultimi che in realtà non sono ultimi, quali sono le iniziative per questi giorni e per non far sentire sole le persone che soffrono e che maggiormente hanno bisogno? Intanto la continuità dei servizi, prima cosa, della mensa, dell'ospitalità, delle docce, della lavanderia. Poi il finire in bellezza, che è un'attività che condividiamo con l'ufficio di pastorale giovanile, coinvolge un'ottantina di giovani ora, e una parte verranno a finire l'anno insieme con i nostri ospiti. Poi le iniziative che abbiamo in collaborazione con la Cappellania del Carcere, con l'associazione della Prima Pietra e con il pastorale giovanile e il Movimento Salesiano, in cui per tutte le festività più di 140 giovani entreranno, il titolo è Starci Dentro, entreranno nell'istituto di penale per minori che è presente a Treviso, per incontrare con molta semplicità i giovani che sono in carcere in questo momento. Questa è un'altra iniziativa interessante, di peso, ecco, in questo senso. E condividiamo poi tante altre iniziative anche con altre realtà del territorio. Ricordo Sant'Egidio fra gli altri, sia a Treviso sia a Conegliano, una decina di iniziative in questo tempo di feste, ma sottolineo che l'importante è che tutto questo non sia uno spot, non sia l'occasione della bella giornata, ma che si impianti davvero su una tessitura di vita quotidiana, di prossimità e di vicinanza anche più fragile. Don Bruno, ricordo prego. In battuta finale, una grande figura è T. Hillesum, qualcuno la conosce, che è morta in campo di concentramento ebrea, e scriveva nel suo diario: in questo tempo così difficile forse è necessario che siamo noi a salvare, riferendosi a Dio, a salvare una parte della tua presenza dentro di noi, e questa è la cosa più preziosa. Don Bruno, cosa si augura per il 2025 e per questo Natale? Mi auguro che coloro che possono decidere la pace si convertano e lo facciano. Messaggio di pace dunque da Don Bruno. Io ringraziandola voglio ricordare, lo vedete nel titolo qui sotto, anche la messa che si terrà questa sera alle 18:30 alla stazione delle Corriere di Treviso, celebrata dal Vescovo e concelebrata da Don Matteo Volpato, parroco di Fiera e di Selvana, nonché assistente spirituale di CEIS Treviso. Don Bruno Baratto, nostro ospite, direttore di Caritas, una messa, una celebrazione nella notte di Natale organizzata proprio da CEIS, Caritas e Comunità di Sant'Egidio. Don Bruno, grazie per essere stato in nostra compagnia, grazie per gli auguri di buon Natale, se ci tiene anche a farli ai nostri telespettatori così in diretta. Certamente sì, gli auguri di una buona nascita per tutti, anche se il parto può essere doloroso. Grazie Don Bruno, e noi con questo ci fermiamo, qualche minuto di pubblicità, a tra poco, grazie ancora. Eccoci tornati in diretta a prima edizione dei nostri telegiornali, insieme ancora per una mezz'oretta in questo 24 dicembre, vigilia di Natale, ma anche un po' la vigilia di un compleanno, il 50° per Leonardo Zanata, che è qui collegato via Skype con noi, che vedo già inquadrato. Buongiorno Leonardo. Buongiorno Edi, buongiorno a tutti i telescoltatori. Tra pochi giorni ci diamo del tu, il tuo compleanno, e abbiamo pensato fosse simpatico che tu fossi qui con noi oggi, perché ci siamo imbattuti in tuo post Facebook in cui chiamavi a raccolta delle persone affinché corressero con te anche solo un tratto di una
più di una maratona, perché in realtà sono 50 chilometri, però perché ogni anno tu, ogni tuo compleanno, decidi di correre 1 chilometro in più, quindi la passione per la corsa, e quest'anno per il tuo 50° compleanno non volevi sentirti da solo. Esatto, di solito è un qualcosa che faccio in sordina, lo faccio per me stesso e non mi piace farmi vedere, farmi notare, diciamo. Però quest'anno ho detto è conto tondo, quindi quest'anno ho detto proviamo a fare qualcosa di diverso, proviamo a fare qualcosa che possa anche essere utile, anche un po' da stimolo per gli altri. Questa è un'iniziativa che io porto avanti da circa una decina d'anni, per cui di fatto ho iniziato piuttosto tardi, per cui la mia prima volta è stata intorno ai 40 anni, per cui circa 40 chilometri. E quest'anno ho detto, bah, dai, facciamo qualcosa di diverso, proviamo a chiamare un po' di persone. Io ho dentro di me questa immagine del film di Forrest Gump, di lui che corre da solo, a un certo punto si ferma e tutte le persone dietro. E il mio grande desiderio sarebbe proprio questo, quello di poter scattare delle foto esattamente come quelle del film. Magari io non avrò la barba lunga, non avrò i capelli lunghi come ce li aveva Forrest, però credo che sia una bella iniziativa, qualcosa di carino che... Eccoci. E insomma, cosa hai già cominciato a ricevere qualche adesione? Che aria si respira? Tu sei di Roncade, ricordiamolo. Sì, non sono moltissimi perché comunque c'è da dire che la temperatura sarà assolutamente bassa. Il giorno è comunque un giorno feriale, non festivo, per cui sicuramente mancano... Sì, sarà difficile trovare delle persone, però ho qualcuno che mi accompagnerà per tutto il percorso in bicicletta, qualcuno che mi accompagnerà tratto per tratto, e poi il mio augurio è quello che ci siano più persone che arriveranno alla fine, che facciano con me gli ultimi chilometri. Qualcuno ci sarà, a livello logistico non sarà semplicissimo, per cui chi farà gli ultimi chilometri dovrà anche un pochino organizzarsi poi per il ritorno dal luogo di partenza, però sto cercando anche di mettere in contatto queste persone in modo che magari in due che arrivano più o meno dallo stesso posto possano, non so, portano la macchina al posto di arrivo e poi insieme ritornano al punto di partenza. E devo dire che cui... ti sei organizzato benissimo, perché se i miei colleghi dalla regia riescono ad aiutarci, hai anche creato, oltre alla locandina dell'evento, anche un itinerario a tappe con i diversi orari della giornata in cui attraverserai questi paesi. L'invito che tu vuoi fare è anche quello di partecipare con qualsiasi mezzo di trasporto, dalla bicicletta, dal monopattino, da bambini, anziani, insomma, che sia una festa collettiva. Sì, esatto, questo è il mio augurio, per cui insomma dalle 8 alle 9 indicativamente attraverserò appunto la Ristera per poi arrivare al centro di Treviso, passerò anche per Piazza dei Signori, Piazza del Duomo, poi per ritornare e completare tutto il put e per arrivare fino a Selvana, dove ci saranno il mio paese natale e dove ci saranno i miei genitori che ogni anno vado a trovare per ringraziarli di quello che mi hanno dato alla fine. Per cui ci sarà questo passaggio per Selvana e poi un ritorno invece per le stradine interne, quindi Silea, Nerbon, e poi per una strada parallela alla Treviso Mare, pian pianino si ritornerà a Roncade. Ecco. Raccontaci. Ecco, bello vedere anche le foto che stai mettendo, perché saranno presenti sicuramente anche gli amici del Percorrere il Sile, anche loro magari per brevi tratti, è la squadra di cui faccio parte, e insomma loro sono presenti. Oggi tra l'altro si trovavano per correre come di consueto la vigilia, così come il primo dell'anno, e sarà una bella occasione per correre anche con loro. Qualcuno di loro ci sarà, non tutti, perché comunque, ripeto, è un giorno feriale e gli orari sono quelli che sono, però insomma sarà un piacere correre insieme. Spero, l'augurio è che ci sia qualche roncadese in più, qualche roncadese che magari faccia il tratto finale, i 3 chilometri da Biancade a Roncade.
Alla fine, tra l'altro, quello che organizzo sarà un tè, una cioccolata, una fetta di panettone e un brindisi con un buon prosecco, perché no? E perché no? Anche perché insomma dopo 50 chilometri abbiamo già benché smaltito i pranzi e le cene di questi giorni, no? Beh sì, assolutamente. Ascolta Leonardo, 50 chilometri sono tantissimi, che allenamento c'è dietro? Beh, allora, qua bisogna fare delle precisazioni, nel senso che 50 chilometri possono sembrare tanti, però io quello che sottolineo sempre è che allenare la distanza non è difficile. Allenare la velocità è un altro paio di maniche. Io, ahimè, la velocità non ce l'ho, almeno non ce l'ho come vorrei, non ce l'ho come alcuni miei coetanei che arrivano primi al traguardo, però la distanza con la costanza si può allenare. Io in questo momento mi sto allenando veramente tanto. Sono 4 allenamenti a settimana in strada, correndo, più altri 3 in palestra che faccio per poter garantire al fisico quella muscolatura che le serve per resistere all'impatto delle corse, quelle più impegnative, agli allenamenti quelli più impegnativi, quelli che si suol chiamare allenamenti di qualità, quelli più veloci. Però ripeto, allenare la distanza è un qualcosa che possono fare tutti e probabilmente anche a qualsiasi età, a patto che non abbiano già dei problemi fisici che li costringano a stare fermi, a stare a riposo. La Per corsa, cui l'invito è a partire. Certo, e noi hai detto poco in realtà, perché insomma per i pigri per esempio come me non mi convincerai mai, però chiamiamo a raccolta tutti quelli che ci stanno ovviamente seguendo, magari in bicicletta, forse quello sì. Comunque la corsa, Leonardo, ne parlavamo ieri che ci siamo sentiti, è una tua passione da tantissimo tempo. Assolutamente sì, sono 30 anni che corro. Sì, facevo mente locale qual è stato il momento in cui ho iniziato e penso che tutto abbia inizio nelle corse di paese. Io appunto nativo di Selvana, a Selvana si organizza la corsa dei bovi e io ho iniziato a correre là, per cui una volta l'anno facevo questa corsa. Poi a un certo punto è stato il momento di fare, ho avuto l'opportunità di essere selezionato per il corso allievi ufficiali di complemento. E lì ho detto aspetta che mi preparo, perché una delle prove era il chilometro di corsa, quindi chi faceva più la strada in meno tempo sul chilometro era quello che aveva qualche punto in più. Allora provo a potenziarmi, la selezione è andata bene, poi ho fatto il corso allievi ufficiali di complemento nel Corpo degli Alpini, del 7° reggimento, e, insomma è servito anche a quello e devo dire che da lì obiettivamente io non ho mai smesso, per cui si parla di 30 anni fa. A luglio tra l'altro ci vediamo con gli amici per festeggiare il 30ennale e là è stato l'inizio e ho iniziato a correre poi con costanza, diciamo dai 21-22 anni in poi. Non ho mai avuto delle prestazioni eccezionali, sono sempre stato un po' nella media bassa, da quelli un po' più veloci, ma mai da arrivare in premio, per cui anche questo è l'invito: si corre lo stesso, si corre perché fa bene correre, si corre perché è una valvola di sfogo. Si corre per stare bene con se stessi, per stare in pace con se stessi e questo è l'invito, per cui questo è stato il mio inizio. E ricordiamo anche che, diciamo, come dicevi prima, l'importante è iniziare, ricordiamo anche che lavoro fai, perché magari tanti dicono magari non c'è il tempo, invece è un po' la forza di volontà e la passione ovviamente che porta a muoversi. Dici bene. Io inizio il lavoro di solito tra le 8 e 8 e un quarto, per cui i miei allenamenti sono sempre il mattino, per cui la sveglia varia dalle 5:20 alle 6, 5:50, a seconda del tipo di allenamento che faccio. Questo anche nel weekend, tipicamente 5:30, 6 è la sveglia, magari faccio qualche chilometro in più, i 20-25 chilometri, però alle 8, 8 e mezza diciamo che ho finito, per cui sono disponibile per la famiglia, per cui cerco di non rubare tempo alla famiglia, perché ho anche una bambina piccola di 3 anni che ha bisogno delle attenzioni dei genitori e questo insomma è quello che cerco. Stai un po' passando questa passione anche ai tuoi figli? Diciamo di sì. C'è anche l'altro ragazzo più grande di 11 anni, lui ha fatto 3 anni di pallacanestro, adesso ha cambiato, ha iniziato a fare pallavolo
viene a correre con me, abbiamo fatto qualche corsa, però adesso gli allenamenti con la pallavolo sono molto molto importanti, per cui ce ne sono tanti e il tempo ne resta veramente poco, e chiedergli di svegliarsi presto al mattino con me è un azzardo che non faccio, però l'idea c'è, un giorno a settimana, 2 giorni a settimana probabilmente faremo qualcosa. Giusto 10 giorni fa ha fatto la selezione per la campestre, per cui è rimasto un po' male di non essere stato selezionato, è arrivato 7° sui primi 6 che selezionavano nell'istituto di Roncade, e ha detto: no papà, prossimo anno voglio farcela, voglio arrivare anch'io in selezione, e quindi questo sarà, diciamo, un mio obiettivo, quello di prepararlo non per diventare un top runner, ma per almeno superare la selezione e poter quindi partecipare alle provinciali della corsa campestre delle scuole medie. Ecco, allora dunque auguriamo in bocca al lupo al piccolo, e salutandoci vogliamo lanciare un appello, insomma, ad unirci a questa corsa. Ricordiamo quando, dove, le tappe che toccherai, mentre la regia ci aiuta sempre con la locandina. Beh, allora, visto che io di memoria ne ho poca, probabilmente anche i telescoltatori non ne avranno così tanta, per cui io l'invito che faccio è quello di andare a vedere l'evento Facebook 50 km per 50 anni, che è appunto scritto anche in questo volantino qua. Lì c'è tutta la tabella di marcia, per cui la partenza sarà il mattino presto alle 6 da Roncade, da casa mia, e l'arrivo sempre a Roncade, a casa mia. E poi le tappe appunto sono quelle che si vedevano un attimo fa. L'invito che faccio è, dovete programmare una corsetta, beh dai, vedete questo gruppetto, penso che mi riconoscerete perché correrò con dei palloncini col numero 50. Girate, mi incrociate, fermatevi un attimo, correte magari, che ne so, anche solo 100 metri, 200 metri, ci facciamo una foto e dopo le pubblichiamo tutte nella pagina dell'evento, così insomma che rimanga un qualcosa da ricordarsi, qualcosa bello da vedere, da ricordare. Poi io il prossimo anno la farò di nuovo, però non inviterò nessuno, la farò in sordina come sono solito fare, perché un po' come tanti runner io mi considero un po' un orso abituato quindi a correre sempre da solo, senza cercare compagnia, per cui per me forse la novità più grande sarà questa, quella di correre insieme con qualcuno, però è un numero tondo e ci tenevo a fare qualcosa di diverso. Un numero tondo è un numero importante, magari sfruttando anche il fatto che tanti magari saranno a casa per le festività natalizie. Questo è insomma l'invito e l'appello di Leonardo Zanata. Grazie mille per essere stato in nostra compagnia, averci raccontato della tua passione, di questa bellissima iniziativa. Ovviamente ti seguiremo il 27, ci manderai delle foto e noi poi le metteremo in onda magari con qualche servizio al nostro telegiornale per sapere come è andata e soprattutto se sei arrivato sano e salvo alla fine. Senz'altro, grazie Eddie, grazie mille Leonardo, ringraziamolo per essere stato in nostra compagnia, e noi invece continuiamo con la cronaca dal nostro territorio. Andiamo nel Vicentino, perché il 2025 sarà l'anno dei lavori che cambieranno il volto a Vicenza. Per alcune famiglie questo è l'ultimo Natale nelle loro case, che poi verranno demolite per consentire il passaggio dell'alta velocità. Per chi è in affitto però è un problema, trovare una casa in locazione è sempre più difficile, i prezzi sono alti. Siamo andati a raccogliere alcune testimonianze e storie delle famiglie del quartiere di San Lazzaro. Sentiamo il contributo dai nostri colleghi di Vicenza. Vigilia di Natale a Vicenza, oggi siamo in via Boccherini e parliamo di TAV, siamo in compagnia con gli sfrattati della TAV, parliamo degli inquilini in affitto nelle case che ci sono in condominio alle nostre spalle, e sarà l'ultimo Natale che proprio passeranno qui, perché poi interverrà il cantiere, le case verranno distrutte, i proprietari sono stati indennizzati, ma gli inquilini in questo momento sono semplicemente sfrattati, sono in strada. Un grosso problema è che per almeno gli appartamenti alle nostre spalle riguarda almeno una trentina di famiglie, come il signor Aldo e il signor Ambrogio, e ci racconta un po' la situazione, com'è in questo momento. Noi adesso viviamo un terrore, da un momento all'altro ci troviamo in mezza strada, questo è il nostro pensiero. Lei ha una famiglia di figli? Sì, ho figli e una moglie, siamo in 4 la famiglia, sì.
È un Natale triste. Sì, purtroppo altri festeggiano e noi il pensiero è sempre il nostro problema. Avete interessato il comune? Sì, siamo andati un po' in giro, in comuni, assistenti sociali, un po' di agenzia, anche intorno, diciamo, non solo a Vicenza, intorno a Padova, altre zone. Lo cercate, ma al momento non si trova niente. Abbiamo cercato anche di comprare, anche affitto, ma l'affitto purtroppo non c'è. Ecco, stessa situazione anche per Ambrogio. Sì, la stessa situazione che la mia, la mia famiglia e di tutti, insomma. Stiamo cercando, come ha detto Aldo, ma si fa fatica a trovare. Non c'è proprio casa. Non c'è proprio case, gli affitti li trovi, ma sono alle stelle gli affitti, quindi siamo nelle mani del Signore, insomma. Lei ha appunto una famiglia? Sì, 2 figli. Che Natale è questo? Natale non uguale agli altri, diciamo. Vi siete mobilitati, insomma avete cercato di... Sì, madonna, sono stato anche l'altro giorno a vedere un appartamento a Gambugliano, ma è lontanissimo da qua, noi abbiamo tutto qua, abbiamo lavoro qua, scuola qua, cioè, è inutile andare fino in fondo là e poi non riuscire a non star bene, insomma. Qualche volta vi sentite un po' colpiti dall'ingiustizia, dice? Sì, questo sì, perché nessuno ci sono arrivate delle carte che comunque ci hanno detto che dobbiamo andare via, però noi non è che non siamo andati via, non riusciamo a trovare. Quindi siamo costretti a restare. Vi siete organizzati e in qualche modo cercate di fare pressione, insomma, no? Come unendo? Sì, tutti insieme, protestando un attimino, perché fino adesso non è mai venuto fuori niente. Tutto il mondo tace, quindi diciamo che adesso si sta muovendo qualcosa. Ecco, a Natale è anche giusto magari sperare un sogno di Natale. Sperare, sì. Comunque nessuno chiede di noi al comune o alla TAV roba a casa popolare, noi vogliamo un affitto, abbiamo il nostro lavoro da pagarci le nostre spese tranquillamente. Ecco, direi che appunto il sogno di Natale è legittimo. Sì. Una casa. A noi il nostro pensiero è la casa. Stiamo cercando la casa, ma per noi è tutti chiuso. Abbiamo cercato per tutto, ma non troviamo niente. Questo dunque da Vicenza. Andiamo a Bassano invece. Ieri davamo notizia da Vicenza che l'amministrazione ha potenziato i controlli in città dovuti ai fatti accaduti in Germania, Magdeburgo e agli atti di terrorismo compiuti da il quarantenne che si è scagliato con l'auto in mezzo ai mercatini di Natale, uccidendo le persone e ferendo moltissimi cittadini che si erano recati proprio in vista del Natale a fare gli ultimi acquisti, a stare in compagnia. E proprio per questo non solo Vicenza ma anche il comune di Bassano ha attuato delle misure, dei potenziamenti dei controlli delle forze dell'ordine per l'antiterrorismo. Misure antiterrorismo prese anche a Bassano del Grappa in occasione del Natale. Ieri si è tenuto un vertice in prefettura a Vicenza alla presenza tra gli altri delle forze dell'ordine, degli esponenti del comune per appunto fare la mappa della città per capire dove posizionare questi blocchi di cemento. E allora, come vedete, sono stati posti in via Jacopo da Ponte, saranno posti in piazza Garibaldi, in accesso a piazza Libertà, in accesso a piazza Terraglio, verranno lasciate libere, ci hanno fatto sapere via Vittorelli e via Marinali, perché saranno in entrata e uscita alla città da parte dei mezzi di soccorso. Verrà ampliato anche l'orario della ZTL, ma ci spiega tutto nel dettaglio l'assessore alla sicurezza di Bassano, Alessandro Campagnolo. Abbiamo stabilito di piazzare i cosiddetti funghi in cemento armato in alcuni punti strategici per impedire appunto accesso incondizionato o sconsiderato di vetture che possono magari avere in qualche modo uno stimolo emulativo. Questo intendo. Naturalmente ci sarà qualche piccolo disagio nel traffico e abbiamo ben pensato di ovviare a questo anche con un'ordinanza che
che prolunga la ZTL dalle 9 mattina alle 11 alle 23:30 di sera. Quindi tutto in termini di prevenzione. Naturalmente i funghi non sono sufficienti, i panettoni non sono sufficienti. Adesso si tratterà anche di programmare di pensare il servizio maggiormente in presenza delle varie forze, e si valuterà con ulteriori incontri di programmare varie forze di polizia presenti soprattutto negli orari strategici di maggior afflusso, che permetteranno appunto a questo servizio di prevenzione di essere il più ottimale possibile. Da Bassano a Padova, caro Babbo Giordani, iniziano così le letterine di Natale che la Lega ha raccolto tra i cittadini ed è pronta a consegnare al sindaco della città. C'è chi trova sotto l'albero i regali, chi come il sindaco di Padova Sergio Giordani si ritroverà le richieste dei cittadini raccolte dalla Lega attraverso alcune lettere che iniziano così: caro Babbo Giordani. Il focus principale è sempre la sicurezza, poi chiedono al sindaco di smettere con l'abbattimento degli alberi in maniera indiscriminata, cercando di trovare delle soluzioni alternative. C'erano delle richieste con riguardo al traffico, chiedono che il sindaco organizzi e calendarizzi in maniera più efficiente i vari cantieri in modo da consentire la circolazione più consona in un periodo così difficile. Servono parcheggi, hanno scritto i commercianti, servono più controlli, hanno aggiunto i cittadini che vivono in aree della città dove si spaccia. Serve dotare di taser la polizia locale, continuano a suggerire al sindaco, non l'unica iniziativa della Lega. Unitamente la raccolta firme che stiamo facendo per chiedere più controlli, più presidio del territorio e anche la possibilità di dotare gli agenti della polizia locale del taser, e quindi con queste centinaia e centinaia di raccolte firme raccolte in poche settimane proseguiremo durante le vacanze di Natale e a gennaio le consegneremo direttamente al signor prefetto di Padova. Domani è Natale, gli auguri anche del presidente della regione Veneto Luca Zaia. Questo 2024 si sta concludendo e ci stiamo avvicinando a Natale, per cui per me è l'occasione di fare a tutti voi i migliori auguri di buon Natale, che sia un Natale in serenità, che sia un Natale di tranquillità e che sia soprattutto un Natale da trascorrere con le persone care, con le persone che si amano, in famiglia o dove ognuno di noi deciderà di trascorrerlo. Un augurio particolare di buon Natale lo voglio fare, lasciatemelo dire, a tutti coloro che non godono di perfetta salute, perché questo momento di difficoltà, di fragilità si possa risolvere, per cui veramente un augurio sincero e di cuore di buon Natale. E poi questo 2025 che sta ormai alle porte, che sta arrivando, io spero che spazzi via tutto quello che di brutto abbiamo vissuto, che abbiamo visto, a iniziare dalle guerre. Ci sono 60 focolai di guerra nel mondo e penso e spero veramente che, come dico sempre io, dopo la pioggia arriva il sereno, e che questo sia veramente l'anno del sereno, l'anno che ci permetta di parlare di pace, di fine di questi conflitti, soprattutto in contesti nei quali donne, bambini e persone perdono in generale la vita a causa di persone che non hanno assolutamente coscienza di cosa voglia dire pace. Hemingway diceva che la guerra è il luogo nel quale gli uomini peggiori mandano a morire gli uomini migliori. Ecco, io direi che su questo pensiero dobbiamo soffermarci, e nell'attesa che questo accada, veramente buon Natale e buon anno a tutti. Dopo gli auguri del Presidente, vediamo come si sta preparando e come si è preparata Marostica alle festività. Benvenuti a Marostica! La sorpresa di questo Natale è che Marostica è riuscita a fare ancora meglio dell'anno scorso, quando furono oltre 30.000 i visitatori che trasformarono la città degli scacchi nella città del Natale. Un record di presenza è destinato a essere superato, perché a ridosso della vigilia del 25 dicembre le presenze a Marostica sono già vicine ai numeri dell'anno scorso. Merito di un ricco calendario di eventi con oltre 50 appuntamenti fra concerti, mercatini di Natale, laboratori, artisti di strada e l'immancabile pista di pattinaggio di Pro Marostica. L'atmosfera che si respira è quella di un grande villaggio di Natale a cielo aperto, con la suggestione delle mura illuminate e degli scorci addobbati in centro e anche nelle frazioni.
La vigilia di Natale, oltre al concerto in piazza, vedrà i cieli di Marostica colorarsi con uno spettacolo pirotecnico e l'incendio del castello. Fine anno con ancora tanti eventi legati al Natale fino al 6 gennaio, quando torna il tradizionale appuntamento con il rogo della Befana e il curling con le pignate sulla pista di pattinaggio. In chiusura di questa prima edizione vi ricordo domani, il giorno di Natale, che Antenna 3 trasmetterà in diretta a partire dalle 10 la Santa Messa solenne del giorno di Natale dalla Basilica di San Marco a Venezia. A presiedere la celebrazione il Patriarca, Monsignor Francesco Moraglia. La messa solenne costituirà l'apice delle celebrazioni del Natale e lo scenario della Basilica di San Marco renderà ancora più suggestivo l'appuntamento, il più sentito dai fedeli durante tutto l'anno. Appuntamento dunque su Antenna 3 domani a partire dalle 10. E con Don Bruno Baratta, direttore della Caritas di Treviso, abbiamo ricordato anche l'appuntamento di questa sera, 18:30, alla stazione delle Corriere di Treviso. Questi gli appuntamenti fino a qui. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Concludiamo così, 13:30, la nostra prima edizione. A tutti l'augurio di una buona giornata e di una buona vigilia di Natale. Arrivederci.